Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 25 febbraio. Cominciamo dando uno sguardo ai quotidiani nazionali dedicati in parte alla vicenda di Rogoreto, il poliziotto accusato di aver ucciso un pusher. Ormai la messinscena è stata smascherata e lui appunto verrà destituito del suo incarico e quindi della divisa di poliziotto. Poi gli aiuti a Kiev nell'anniversario dell'inizio della invasione in Ucraina e poi naturalmente grande spazio al Festival di Sanremo che ieri proprio ha preso il via. Allora, vediamo prima prima pagina del Corriere della Sera, appunto la promessa dell'Europa a Zelensky, la parola si mantiene, il prestito ci sarà, dicono i vertici dell'Europa. E poi via la divisa a quella gente, parla Pisani, capo della polizia, Cinturrino davanti al GIP ammette ho perso la testa. E poi vediamo qui il siparietto fra Laura Pausini e Conti, accanto a Gian Yaman, tra i protagonisti della prima serata, che si è aperta con la voce di Baudo che apre e commuove Sanremo. Andiamo adesso su Repubblica, anche qui Europa a Kiev, la Russia sta perdendo, bisogna aumentare la pressione su Mosca. Per Sanremo c'è un altro fotogramma che è mortale all'abbraccio tra Laura Pausini e Tiziano Ferro, che sono grandi amici. E poi sbloccato il decreto sicurezza, Rogoredo, la gente confessa. C'è poi anche l'inchiesta che ha chiaramente risvolto anche i siciliani con i docenti sotto accusa perché compravano PC e smartphone personali o per fare regali con i soldi del PNRR. E poi la storia della famiglia nel bosco, il padre dei bambini dice pronto ad accettare le regole pur di riunirsi alla sua famiglia. Vediamo la stampa anche qui, prima serata del festival tra Baudo, Nilla Pizzi e Ricordi, un po' una serata a Marcorde possiamo dire. Vannacci va a scegliere la FD, che è l'estrema destra tedesca, la premia ai suoi, dice incompatibile con la nostra maggioranza. E poi sia il decreto sicurezza cambia la legittima difesa e vedremo poi nel dettaglio come. Vi leggo anche la prima pagina dell'Avvenire, giornale di ispirazione cattolica, perché in prima pagina mette diciamo, le vicende che riguardano i rider, o potremmo dire i ciclofattorini con una parola italiana, e i loro rapporti di lavoro dopo l'inchiesta della Procura di Milano che appunto parlava di sfruttamento sistematico di questi lavoratori come nel caporalato che c'è nell'agricoltura. Ma veniamo alla vicenda destra dell'omicidio di Rogoredo. Il poliziotto ammette tutto, confessa, però dice ho perso la testa ma non prendevo soldi. Si chiama Cinturrino, è di origine siciliana, della provincia di Messina, non ne siamo certamente orgogliosi, e dice chiedo scusa a chi indossa la divisa. La fidanzata racconta i superiori lo elogiavano, ha chiesto scusa a tutti quelli che si sono fidati di lui, dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato, chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa, ho tradito la loro fiducia. Ha detto di aver perso la testa quando ha visto Mansuri, cioè lo spacciatore a cui aveva sparato, che stava morendo. E adesso tutti prendono le distanze, anche i colleghi interrogati lo accusano, picchiò un pusher disabile, Zacche per lui era un'ossessione, conosceva anche i suoi orari, il poliziotto racconta, uno spacciatore mi disse vi do tutto, come faccio con Luca, che era uno dei nomi con cui veniva chiamato appunto Cintorrino. Cintorino detto anche Torre perché usava un martello e lo faceva spuntare fuori dalla manica, un attrezzo che gli scivolava dritto in mano, gli serviva per terrorizzare tossici e spacciatori. Questo era un poliziotto che girava con il martello. Adesso l'intervento duro del capo della polizia Pisani che dice lo destituiamo subito, rispetto delle scelte dei PM e dei giudici, anche se il procedimento è solo agli inizi, il caso è talmente chiaro e grave che ha già ordinato di avviare il procedimento per la destituzione dalla Polizia di Stato.
Una mela marcia, qualcuno dice, ma in realtà viene fuori un'intera banda di agenti e carabinieri che razziava la Coin di Termini. La scena è questa: un carabiniere che osserva i capi, la castiera li prende, stacca le placche antitaccheggio, li piega, li infila nella busta e il poliziotto e il carabiniere a fare il sacchetto e se ne va. Non è un caso isolato, è uno dei 34 casi contestati in un'inchiesta per furto aggravato che ha scoperchiato un sistema più ampio. Su 44 indagati, 21 sono uomini e donne delle forze dell'ordine, c'è la Polfer, i carabinieri chiamati a garantire sicurezza che invece ne approfittavano. E proprio in questi giorni, mentre vengono fuori questi scandali, queste inchieste, entra in vigore il decreto sicurezza, nuove norme per la legittima difesa, quella che si era invocata in un primo tempo quando si era creduta la versione fornita dal poliziotto e diceva voleva spararmi, ho reagito. Ecco, era un tipico caso in cui sarebbe entrato in vigore il cosiddetto scudo. Parte un doppio registro per le forze dell'ordine ma anche per i cittadini che possono invocare una giustificazione. Il capo della polizia dice però non sarebbe stato applicabile neanche in questo caso. E ci sono altri che si sentono sceriffi, come questo ex assessore leghista di Voghera che uccise un clochard durante una ronda, è stato condannato a 12 anni. Per i giudici ci fu volontà. Ai familiari del marocchino vanno 380.000 euro. Non fu quindi legittima difesa. Andiamo sullo scenario internazionale perché 4 anni fa c'era l'invasione dell'Ucraina, si ricorda, mentre l'Europa si riunisce a Kiev e conferma: vi daremo gli aiuti, manterremo la parola data, ma il rinvio sull'ingresso in Unione Europea. Cosa dice Macron? Sono molto scettico sulla fine del conflitto a breve termine perché da parte russa manca la volontà. Zelensky dice: Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi, non ha spezzato gli ucraini, non ha vinto questa guerra. La von der Leyen dice: l'UE manterrà la parola e in un modo o nell'altro il prestito all'Ucraina si farà. Abbiamo diverse opzioni e le useremo. E queste alcune voci dall'Europa. Andiamo invece in America dove Trump, un Trump in crisi che cala nei sondaggi, parla al Congresso, dice: la mia America forte e rispettata. Il discorso sullo Stato dell'Unione, il tycoon cerca di risalire nei sondaggi in vista del voto di midterm, che è una vera e propria test. Pesa il caos dell'economia. E nel frattempo qual è questo caos? Anche questa schizofrenia sui dazi annunciati, ritirati, poi messi, aumentati. Scattano le nuove tariffe per tutti, ma sono al 10%, non al 15%, come aveva invece detto di recente Trump. E difende la scelta, dice: l'America continua a crescere. E dall'America arriva l'onda lunga dello scandalo sugli Epstein File, questi documenti che riguardano il finanziere pedofilo miliardario morto in carcere e che investe anche la famiglia reale. Il principe Andrea sotto accusa, i file sul suo mandato saranno desecretati e quindi verranno fuori altri misteri. Altri scandali di tutt'altro genere da Parigi. Al Louvre si dimette la direttrice e guai senza fine dopo il furto, quel furto un po' rocambolesco, un po' da dilettanti, che aveva fatto sorridere oltre a preoccupare. Tra allagamenti e scioperi la direttrice non è riuscita in questi mesi successivi a rilanciare il museo. Torniamo in Italia per tornare ad occuparci del caso del bimbo a cui era stato trapiantato un cuore, ormai un pezzo di ghiaccio. La madre va dai PM con l'aiuto del chirurgo, al vaglio le chat dei 7 indagati. Ammise di aver detto Domenico trapiantabile per disperazione. E poi c'è questa inchiesta che riguarda anche la Sicilia, appalti in cambio di PC e TV. Praticamente la Procura dell'Unione Europea, quindi parte da lontano questa inchiesta, chiede l'arresto di 16 docenti, e ci sono appunto anche siciliani, che avrebbero usato i fondi del PNRR per acquistare PC, smartphone e cellulari per sé o per regalarli
agli amici. Ancora Sicilia, sui quotidiani nazionali, ritorna a Niscemi. A un mese dal crollo La Stampa torna a raccontare l'operazione dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato i libri della storica biblioteca, mentre sono arrivati i primi assegni da 800 euro per le famiglie che hanno perso la casa. C'è poi il papà dei bimbi del bosco, dal bagno alle scuole, si è convinto a accettare le regole pur di riunirci, e poi Starlink, gigante fantasma, in Italia 50.000 abbonati ma non ci sono dipendenti. È la presenza invisibile della compagnia fondata da Musk, meno di 30.000 euro allo Stato per le frequenze e il fisco rimane a secco. Starlink è il servizio di rete via satellite targato Elon Musk, che procede a passo spedito ma silenziosissimo. Ci sono grandi cartelloni, gli abbonati crescono, ma l'azienda per ora è un fantasma. E veniamo adesso al Festival di Sanremo. Si scatenano anche i commenti sulla prima serata, sicuramente all'insegna della nostalgia, un po' del retro. Si è aperta con l'omaggio a Baudo, a Vessicchio, poi la lunga intervista alla nonna di 105 anni che votò al referendum, e poi l'incontro tra i due Sandokan, Kabir Bedi e Can Yaman. C'è una classifica parziale, ma il commento. Vediamo un po' la cronaca di questa serata. Secondo La Stampa il ritmo è serrato, i cantanti in gara sono 30 e lasciano poco spazio all'improvvisazione, dunque una lunga sequenza di annunci e canzoni, Can Yaman prova ad accennare una canzone in turco a Laura Pausini, lei che interviene quando deve e non deborda mai e si concede battutine innocue. L'altro ospite extra gara era Tiziano Ferro, che però non va oltre il suo compitino, un medley delle sue canzoni più note, ma nessuna invenzione per rendere la sua performance qualcosa, diciamo, di memorabile. Effetto Ariston, c'era una volta la Pausini scatenata, nonostante la sua spontaneità, diciamo per il giornale era in versione sedata, anche lei diciamo dentro il compito, e dice: ridateci Laura, slegatela, scongelatela, liberatela, questo è un appello, ridateci la primavera underdog di questo paese, ancora lei purtroppo l'unica a stravolgere i pronostici. E ancora vediamo La Stampa, balorda nostalgia, serata vintage, tra ricordo di Baudo e Vessicchio e Papaveri e Pavere, la più giovane sul palco è la centenaria Gianna Pratesi al voto nel 46, ce n'è per tutti. Carlo Conti spiega che il suo festival non è democristiano ma cristiano, insomma è di tutti. E poi vediamo altri passaggi. Per esempio si ricordano Peppe Vessicchio, gli altri cari estinti e Papaveri e Papere, che però par di ricordare i tempi scatenò qualche polemica. L'unico momento in cui il mondo esterno si affaccia sul festival è quando Ermal Meta canta il suo pezzo ispirato alla tragedia di Gaza, indossando un abito con sopra cucito il nome di una bimba palestinese. Ce ne sarà uno diverso ogni sera. L'ultima nota: restano alla fine le canzoni introdotte da Olli, commemorato da vivo come vincitore dell'anno scorso. Sono per lo più le solite lagne, lamentele su corna, calli, amori, infelicità, cartelle di Equitalia, suocere, insomma le sventure dell'italiano medio, e Sanremo è proprio lo specchio dell'Italia media. Ci fermiamo qui con questa prima parte della rassegna stampa, torniamo tra poco per dare un'occhiata ai quotidiani e ai siti regionali. Eccoci, bentrovati alla seconda parte di questa rassegna di oggi, mercoledì 25 febbraio, quella dedicata all'informazione regionale. Partiamo dunque dando uno sguardo al sito della siciliaweb.it, che apre sull'inchiesta della preside antimafia dello Zen che si allarga, chiesti altri 16 arresti, lo vedremo anche poi sui giornali. La procura ha chiesto l'arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori di enti anche importanti come il CNR, ma anche insegnanti
insegnanti e manager e dipendenti di società informatiche che avrebbero usato i fondi del PNRR, quindi l'accusa di corruzione, per comprare con questo tesoretto cellulari, smart TV e PC per uso personale o da regalare. E poi invece, come ultima ora, abbiamo questo sequestro di 2000 prodotti falsi che erano in vendita alla fiera di Catania, allo storico mercato della Fera Oluni, e poi quest'altra vicenda che riguarda degli studenti che hanno sentito le grida e hanno salvato un anziano che era caduto in un fossato. È successo in via Generale Amelio, vicino al liceo artistico Lazzaro. A dare l'allarme alcuni studenti che hanno sentito le grida di aiuto dell'anziano, gli hanno immediatamente allertato i soccorsi. Vedete le diverse fasi dell'operazione con i vigili del fuoco che hanno impiegato un'autoscala e le tecniche dei nuclei speleologici e alpini. L'anziano è stato stabilizzato, messo in barella e poi affidato alle cure del personale sanitario. Andiamo adesso a vedere invece i quotidiani. Partiamo dal quotidiano di Catania, La Sicilia, dossier Catania, domani al voto, si parla della candidatura a capitale della cultura, e poi la regione sarà parte civile contro Galvagno, anche questo lo vedremo meglio all'interno. Repubblica, Palermo, le pagine dedicate al capoluogo aprono con le offese social al vescovo dei migranti. Parliamo dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che ha scritto una lettera per commemorare le vittime delle ultime naufragi in mare. È stato nel mirino di una serie di offese social e attorno a lui però la solidarietà di tanti. E poi mafiosi in platea, sala bingo chiusa e foglio di via il cantante neomelodico, mentre a un mese dalla frana di Niscemi arrivano le accuse di un'ex prefetta di Caltanissetta sull'inerzia della regione. Vediamo anche il giornale di Sicilia, apertura dedicata ai ristori post ciclone. I soldi non bastano perché si è chiuso il bando e arrivano nuove richieste. L'Ars vota lo stop al concorso dell'Ast, si ferma il bando. E poi naturalmente le altre sono notizie nazionali. Gazzetta del Sud, ciclone, primi ristori alle imprese, scade il bando, già avanzate richieste per 93 milioni, seguirà il provvedimento sui prestiti. Ma andiamo avanti, eccola qua, la cresta sui fondi dell'Unione Europea, notizia abbiamo trovato già sui nazionali, in 16 tra docenti e ricercatori rischiano l'arresto, abbiamo già visto in realtà i dettagli, quindi passiamo a questa notizia che riguarda il concerto di alcuni cantanti neomelodici in una sala bingo che è stata chiusa. Foglio di via al cantante, i provvedimenti per la sala dello Sperone e per il cantante, il neomelodico, che nelle sue canzoni inneggiava agli scarcerati. E poi vediamo invece la vicenda di Niscemi. Lei aveva lanciato le sue accuse già nei tempi, qualche tempo fa, ma adesso l'ex prefetta di Caltanissetta, oggi in pensione, è stata convocata dal PM che sta portando avanti l'inchiesta sulla frana. E che cosa fa? Accusa la regione di inerzia. Cosa dice Isabella Giannola, che fu commissario straordinario per l'emergenza frana del 97, che noi quindi prefetto, noi comune, realizziamo tutte le opere necessarie per ripristinare la vita nel paese. Invece non si realizzò mai l'opera gestita dalla regione per prevenire altri dissesti idrogeologici. Insomma, una denuncia pesante, e ieri l'ex commissaria è stata sentita per tutta la mattinata dal procuratore di Gela Salvatore Vella. Nel frattempo, vado nella parte bassa della pagina, ieri a Niscemi, dopo Stazzo e la Costa Ionica, è arrivato il leader dei 5 Stelle Conte, insomma sono arrivati quasi tutti, l'intero arco costituzionale, manca solo il ministro Musumeci, sono sicura che annuncerà a breve la sua visita.
E intanto appunto su questa tragedia pesa l'incognita dei ristori per agricoltori e negozi, oggi una fiaccolata per la ricorrenza della frana, erogati 250 buoni affitto per chi ha perso la casa, imprenditori invece ancora senza risposte. E questo articolo invece ci racconta la complessa operazione e anche tecnologicamente avanzata per recuperare i libri della biblioteca, che è quell'edificio rimasto proprio in bilico sulla frana. I vigili del fuoco tecnologici si trasformano in diabolic perché cosa hanno fatto? Sono entrati al piano terra attraverso un buco ricavato nella parete del giardino retrostante, mentre alcuni colleghi monitoravano che non ci fossero movimenti anche millimetrici, loro sono riusciti a portare fuori una parte di questo patrimonio. Veniamo adesso ai migranti, la crociata di Lorefice tra offese social e solidarietà. Lorefice presso di mira da una raffica di insulti sui social dopo le critiche ai governi sulle scelte che aveva definito disumani. Cosa gli hanno detto? Questi parassiti, Dio li schifa, state massacrando la Chiesa, levati quella tonaca. Sono solo alcuni degli insulti, tra quelli irripetibili, comparsi nei commenti e gli articoli giornalistici alla sua lettera. Violenti attacchi e derisioni a mezzo social per le parole che l'arcivescovo di Palermo ha rivolto a quella che ha definito la più grande tragedia degli ultimi anni nel Mediterraneo centrale. Una lettera con parole scelte con cura, senza riserve o ambiguità, in cui, in questa lettera, Don Corrado ha destinato alla preghiera della ONG a largo di Trapani per il migliaio di dispersi nel Mediterraneo durante il ciclone Harry. Non può essere definita una tragedia, scritto, ed è avvenuta nel più assoluto silenzio e gridato da precise scelte politiche dell'Europa e dell'Italia che pianificano l'oblio di queste vittime. Al fianco di Lorefice si è schierata la Conferenza Episcopale Siciliana guidata da Antonino Raspanti e tante altre voci, per quanto appunto un po' contraddittorie. Andiamo a vedere adesso le altre notizie. Questa l'abbiamo vista, ecco la notizia che riguarda il bimbo, neanche 3 anni, 2 anni e qualche mesi, morto all'ospedale di Tormina dopo 11 mesi di ricovero. Era un bambino che soffriva di cuore, un po' come Domenico, il bimbo morto al Monaldi per un trapianto, sappiamo non riuscito a causa del trasporto del cuore in maniera non adeguata. In questo caso invece la famiglia vuole sapere se la morte è riconducibile esclusivamente all'estrema gravità della patologia del bambino, a complicazioni insorte nel tempo o se ci sono stati eventuali errori o ritardi nel percorso diagnostico. Quello che si sa è che per ora l'ASP di Messina ha chiarito che la scelta di non effettuare il trapianto al bambino è stata condivisa con 3 dei 6 centri italiani autorizzati appunto all'espianto e che tutte e 3 unanimamente hanno considerato l'opzione del trapianto non realizzabile. E questa è la posizione dell'ASP, vedremo dove arriveranno i magistrati. Veniamo ad alcune delle inchieste che hanno sconvolto i vertici dell'Unione Europea, della Regione, tra cui quella che riguarda Galvagno. La Regione si costituisce parte civile anche nel processo contro l'ex prefetto Piritore. La costituzione di parte civile in 2 processi, tra cui quello che riguarda il presidente dell'Arse e una serie di nomine che riguardano gli enti regionali per il diritto allo studio e 2 uffici strategici come gli affari extraregionali e l'autorità di bacino. Sono le decisioni prese nella giunta regionale che si è riunita ieri a Palazzo d'Orléans. Un'altra vicenda riguarda invece l'Aste, l'azienda siciliana trasporti, prima grana per il presidente di Messina che si chiama Genovese. La commissione all'Ars impone alla società di revocare il bando del concorso, in particolare sulle assunzioni, perché
propone, insomma, fa avanti dei dubbi sulle procedure e sulla mancata corsia preferenziale da riservare ai precari sostenuti dai sindacati. C'è poi appunto Catania, candidata capitale della cultura, è l'ora della stretta finale, domani si decide, domani ci sarà l'esame, ogni città avrà 60 minuti di tempo per illustrare il dossier, 30 per la presentazione e 30 per rispondere alle domande, concorre con altre 10 città e vediamo se Catania ce la farà. Andiamo adesso a Palermo, sia all'asilo tra frenate e ritardi, prove di rinascita a Brancaccio, la consegna dei lavori per la struttura sognata da Pino Puglisi. E poi lo stop ai parcheggi per mamme e disabili, perché mancano i soldi, c'è un buco nei conti, scontro al comune. E poi ancora una cultura, esce un libro su Garibaldi a Palermo, il libro si intitola L'altro Garibaldi, ci racconta un'altra faccia, quella di un Garibaldi dittatore decisionista che gestì euforia e caos. Virman Cusenza rilegge il ruolo dell'eroe che in Sicilia rassicurava le elite, conteneva le vendette, distribuiva incarichi, insomma un altro volto. E poi un'altra bella storia che arriva invece dalle carceri del Messinese con un progetto portato avanti da una associazione, si chiama Ripariamo Vite, l'officina delle idee che ricostruisce esistenze finite a pezzi. Guardate qui vari momenti, piantano degli orti, piantano fiori di zafferano e poi fanno questi dipinti. Ripariamo Vite è ispirato all'arte giapponese del kintsugi, che è quello che ripara le ciotole fatte a pezzi anziché buttarle. Il progetto ha coinvolto detenuti e operatori con lavori agricoli e laboratori teatrali, legando con un filo rosso il teatro, il carcere e la rinascita. È il filo della cultura che rimette assieme le vite distrutte, ridotte a brandelli da gravi inciampi, ma che permette a chi sta pagando la sua pena, se vuole, di ritrovare di nuovo la strada. Il progetto appunto Ripariamo Vite. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, vi auguro una buona giornata.